Allora, per quanto riguarda la partita di stasera, mi è dispiaciuto per come sono andate le cose perché io volevo finire la partita, la volevo vincere sul campo e c'è stata quella scaramuccia tra due giocatori, si è entrata in campo tutta la panchina loro. Cioè, secondo me sì, il giocatore mio ha sbagliato, gliel'abbiamo detto, però si è sollevato un polverone forse un po' eccessivo. Comunque tra giocatori il buffetto, la spintarella, il testa a testa, ci può stare, cioè, ci stanno nelle partite di Champions League, no, è normale che ci può stare in un torneo di calcio a 8, quindi no, mi è dispiaciuto che si è alzato questo polverone che poi alla fine ha fatto finire la partita così, con la Pisana che ha abbandonato il campo. Questa è una cosa che mi dispiace tanto e qui vorrei fare un appello a tutti di stare tutti un po' più calmi sia in campo sia fuori dal campo, ma ce l'ho anche con i miei giocatori, perché comunque noi, perlomeno io, mi vengo qua a divertire, a fare un torneo, non mi vale sta a dividere la gente fuori dal campo, un campo è lirico, non mi sembra il caso. Per quanto riguarda i premi individuali, sì, c'è sta un po' di disappunto, l'ho visto anche nei compagni, perché ovviamente è una squadra che, a parte che vince tutto, che distrugge tutti i record di questo gioco, di questo sport, miglior attacco, miglior difesa, 30 vittorie, 30 risultati utili consecutivi su 30, 25 vittorie. eh, Mi sembra strano che perlomeno non ci sia stato un premio individuale a uno dei miei compagni. Cioè, magari su 4 premi, 2 sì, 2 no, uno sì, cioè neanche uno mi sembra una cosa assurda. Secondo me, riprendo quello che hai detto te, siamo diventati una squadra fastidiosa, una squadra antipatica a tutti quanti e quindi ovviamente quando le altre squadre devono votarci, il primo giocatore che non votano è quello del Cotton Club, e questo dispiace perché bisognerebbe essere un po' più sportivi sotto questo punto di vista, ma ovviamente torniamo al discorso che è un torneo quello che è, quindi la sportività non esiste, perché per un buffetto o una scaramuccia t'ammazzo, te sparo di qua, di là, tutto casino, quindi figuriamoci se posso io pensare che poi votano un giocatore mio per un premio individuale, quindi forse chiedo a troppa intelligenza, troppa sportività a un ambiente che è quello che è. E niente, per il resto sono felicissimo di aver vinto tutto anche quest'anno e niente, ci siamo divertiti e basta, per il resto è andato tutto bene. Ecco, vorrei un disappunto che è una mia cosa personale. Chiederei alla Lega di cambiare un po' la formula del campionato, perché io arrivo 18 punti sulla seconda, se non sbaglio 25 sulla terza, perfetto, e il rischio di perdere lo scudetto, perlomeno secondo me, io dopo che è finita la regular season io sono il campione, io ho vinto perché su 30 partite ho vinto 25, ovviamente io sono il campione, lo scudetto deve essere attaccato sulla mia maglia. Rischio di perdere una partita, e perdere uno scudetto è una cosa inammissibile, perché la partita a calciotto la possono perdere tutti, magari mi si fanno male 3 giocatori, magari è una giornata storta, quello che vi pare, quindi non c'è meritocrazia in questa formula, quindi io chiederei alla Lega di fare qualcosina per gli anni a venire, perché è giusto, penso che sia giusto così. Grazie. Allora, beh, dispiace che Fabrizio non ha potuto giocare perché è andato, gli auguro di andare avanti, perlomeno di vincere qualcosa a Las Vegas. E mi dispiace per Davide che anche quest'anno non ha potuto giocare. Lui è molto, diciamo, è propenso all'infortunio perché ha una massa muscolare molto, diciamo, molto possente, quindi dato che non si allena poco, è normale che... Da una parte, prima scherzando, io ho detto sono contento che non giochi perché l'anno scorso quando non è giocato abbiamo vinto, quindi lui mi ha mandato un po' a quel paese, scherzosamente ovviamente. Sono due giocatori essenziali che remano con il Cotton dal primo anno, sono due punti fissi e importantissimi della squadra e niente. Gli auguro di tornare a giocare a Davide, di guarire e auguro a Fabrizio di portare a casa un premio anche da Las Vegas.
grazie prima al Signore e poi al capitano Zamperini. Ci vediamo, speriamo prestissimo, le sue vacanze saranno straordinarie, noi già lo sappiamo, sperando un giorno di poterne fare belle e di viaggiare il mondo come l'ha visto lui, per poi avere questa prontezza nella parola. Una buona Grazie, buona serata e serata. complimenti per aver Grazie. vinto il campionato. Ciao, grazie.